Nella mattinata di martedì 28 luglio l'autostrada A4 è stata teatro di un sinistro stradale che ha coinvolto due mezzi pesanti. Poco prima delle 10, all'altezza del chilometro 495 nel territorio di Aiello del Friuli, tra i caselli di Villesse e Palmanova, un tir ha tamponato un altro camion. L'impatto ha ostruito gran parte della sede stradale, ostacolando pesantemente il transito degli altri veicoli e causando un ferito lieve. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i sanitari, le squadre di Autostrade Alto Adriatico. Per agevolare le operazioni di soccorso in sicurezza e bloccare l'afflusso di ulteriori veicoli, la concessionaria ha disposto la chiusura dello snodo che collega la A34 Gorizia Villesse alla A4. Il blocco ha interessato in modo specifico i conducenti in arrivo dalla A34 diretti verso Venezia. Il tamponamento ha generato incolonnamenti e disagi alla viabilità, soprattutto nella tratta compresa tra Re di Puglia e Villesse. Per monitorare la situazione in tempo reale si ricorda di consultare i portali web, l'applicazione Infoviaggiando, il sito di Autostrade Alto Adriatico oppure di contattare il numero verde, i canali Telegram e WhatsApp dell'ente gestore.